Se ci sono forze politiche che la pensano come me, io non ci posso fare nulla. Nel suo ufficio al secondo piano di Via Verdi il giudice chiede di non essere ripreso, vuole evitare altro clamore e spiega di non dover più parlare. Lontano da telecamere e microfoni, non risponde comunque alla domanda se si aspettasse l'apertura di un'indagine del CSM che ha aperto un fascicolo per incompatibilità territoriale e funzionale. Qualcosa però sulla linea difensiva davanti al massimo organo della magistratura, davanti al quale comparirà assieme al presidente del tribunale Aurelio Gatto e al prefetto di Treviso la prossima settimana, lo accenna. Io sono andato in TV, ci ha spiegato questa mattina, per difendermi dalle accuse che mi sono state mosse. La mia, aggiunge Mascolo, come aveva già detto in passato, era una riflessione senza colore politico. Se non avessi avuto la gran fortuna di trovare i carabinieri, la cosa non sarebbe stata piacevole e in caso in cui non avessi trovato i carabinieri e mi fossi trovato con le spalle al muro, avere un'arma sarebbe stata forse una cosa utile per difendermi. Parole che, spiega l'uomo di legge, sarebbero state strumentalizzate, ma se altre forze politiche la pensano come me, io non ci posso fare nulla, ha ribadito. Ai piani alti del tribunale risponde con un no comment il presidente Gatto, che sottolinea di non aver avuto ancora alcuna convocazione al CSM, e il prefetto, anche lei convocata a Palazzo dei Marescialli, raggiunta per le celebrazioni del 7 aprile in piazza a Treviso, argomenta addirittura che quella sul giudice Mascolo è una domanda che non va fatta perché l'indagine è in corso. L'unico a commentare ufficialmente la vicenda è il primo cittadino. Proprio perché frequento il tribunale rispetto l'autonomia del CSM e la rispetto in modo assoluto. Penso comunque che sia un fatto che ha dettato molto clamore e sia giusto valutarlo con serenità e con animo freddo.